Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo l'evolversi della poleis, delle poleis che in qualche modo dall'VIII secolo a.C. in poi portano fuori dal Medioevo ellenico tutta la Grecia che era ripiombata nell'oscurità con l'invasione dei Dori, esce fuori dal Dark Ages, da questi anni oscuri, attraverso l'istituto delle poleis, un istituto molto particolare che abbiamo visto che non è equivalente dell'istituto delle città, un istituto in cui predominano dei fattori che sono ancora da analizzare pienamente. L'ultimo dei fattori che stiamo per sottoporre alla nostra attenzione è di decisiva importanza. Infatti vorrei imporre alla vostra attenzione quello che è il fenomeno della legge. La legge nel mondo greco, nel mondo arcaico, era prevalentemente una legge orale. E la legge orale era fatta da coloro che governavano la città, gli aristocratici, ed era messa in pratica da coloro che in qualche modo gli aristocratici delegavano a questo compito, i magistrati. Il magistrato era colui che, conoscendo la legge, avendola conosciuta, la applicava. E quindi era un cortocircuito aristocratico, dove gli aristocratici facevano le leggi e gli aristocratici giudicavano le leggi e gli aristocratici le mettevano in pratica e attraverso quelle leggi praticavano la giustizia. Voi comprendete che questo portava a una società terribilmente parziale perché profondamente ingiusta e totalmente sbilanciata dal punto di vista dell'aristocrazia. Nel momento in cui le guerre si fanno più impellenti, più frequenti e quindi la falange aristocratica viene sostituita dalla falange democratica, dove quello che conta non è la capacità di avere delle terre, la capacità di possedere delle terre, ma quello che conta è avere sufficienti soldi per procurarsi un elmo, uno scudo e andare a combattere per la città. Questo comincia a richiedere uno sforzo aggiuntivo. Se gli opliti, se la falange oplitica è composta non più dagli aristocratici, ma anche dai commercianti, anche dagli artigiani, anche da tutti coloro che avevano dei soldi per potersi difendere, allora queste leggi devono essere in qualche modo l'incarnazione di una volontà popolare che non è soltanto quella aristocratica, ma è quella di una popolazione più allargata. Ed è qui che nasce la necessità di mettere le leggi per iscritto. Le leggi scritte. I grandi legislatori della Grecia saranno coloro che cominceranno a scrivere le leggi che andranno a favore di tutti, ma non intesi tutti come li intendiamo noi, sicuramente non delle donne, sicuramente non degli schiavi, sicuramente non degli immigrati, sicuramente andavano a favore prevalentemente di tutti coloro che potevano armarsi, di tutti quelli che erano la falange politica. Mi direte poco, ma io vi dico tanto rispetto a quello che era l'aristocrazia di un tempo. Finalmente la legge conosceva attraverso la forma scritta la fine dell'arbitrarietà. Se la norma era orale, ciascuno poteva interpretarla un po' come voleva. Se la norma era scritta, portava dentro di sé una percentuale di oggettività che oggi, che lavoriamo di cavilli, ci sembra quasi un miraggio, ma che all'epoca era fondamentale, perché si passava da una legge del passaparola, da lei mi ha detto questo, io ho detto questo, a una legge scritta, in cui tutti potevano riconoscersi. Ed è qui che nasce quella forma di civiltà che noi chiamiamo timocrazia. Timocrazia perché? Perché era il potere di chi aveva timo, di chi aveva ricchezza. Questa è la timocrazia, il potere dei ricchi. Il potere di coloro che potevano permettersi un elmo, di coloro che potevano permettersi uno scudo. Detta così ci sembra quasi un dispregiativo, no? Timocrazia, il potere dei ricchi, qualcosa di terribile, ma la timocrazia in realtà è un'evoluzione positiva dall'aristocrazia. Non più i migliori, non più le famiglie che da sempre governavano la città, ma tutti coloro che potevano difendersi. È poco, ma è un passo avanti importante. Ecco, la poleis contribuisce a questo. Dal passaggio dall'epoca oscura, fatta di aristocrazie, all'epoca nuova, fatta di timocrazie. Vedremo che tutto questo non basterà e ci vorrà qualcuno che incarni la legge, ci vorrà qualcuno che la faccia rispettare. Inizia una nuova settimana, la prossima, e sarà una settimana dedicata alle poleis e al loro sviluppo per diventare quel mondo classico che ci ha lasciato il più grande patrimonio culturale dell'umanità, quello che è dentro la nostra anima.